Nel 1903, dopo la morte del papà, lui fu assunto nella redazione del quotidiano Don Marzio, vero? Ecco, mi fanno segno dalla regia che era Don Marzio il giusto nome. E successivamente poi passò al Museo Nazionale come impiegato e poi si interessava del reparto esportazioni in questo museo, alternando quindi il lavoro con la sua passione vera, quella della poesia e quella del teatro. Diventò successivamente direttore della casa editrice La Canzonetta e poi della Santa Lucia. Tra l'altro Libero Bovio era anche una persona di buon umore, una persona brillante, una persona proprio allegra. Veniva sempre invitato, soprattutto alle prime teatrali e alle prime di spettacoli, lo invitavano sempre. Pensate che una sera, mi viene da ridere perché lui era un umorista oltretutto, fu invitato al Teatro Politeama di Napoli, e quelli che conoscono Napoli, su la zona di Pizzo Falcone, e questa attrice che si chiamava Dirce Marella aveva uno spettacolo e c'era la prima teatrale. Manda un biglietto con il motto scritto: caro amico mio, inseguimi, sono l'ombra. Con il suo umorismo Libero Bovio rispose sullo stesso biglietto: non posso venire, io tengo i galla. Battutina così, ma lui come umorista la fece. Dunque, tra le oltre 600 canzoni di Libero Bovio, ve n'è una che molte persone, perché molti non sanno i titoli delle canzoni, le conoscono perché le ascoltano e gli piacciono questi brani. Qualcuno dice la canzone della montagna, sarebbe poi la nostra montagna, che sarebbe il Vesuvio oltretutto, no? È una canzone che è stata scritta tanti anni fa, ma tantissimi. Poi dopo il direttore artistico mi dirà la data perché non me l'ha ancora passata, però sono tanti anni che Libero Bovio fece musicare questa canzone dal maestro Ernesto De Curtis e che si intitola Tu ca nun chiagn. La canta la signora Rita Siani. Prego. Che sto chiedendo